Apriamo la puntata di oggi in compagnia della signora Valentina. Valentina, la signora Olga. Ma siete giovanissime, Valentina e Olga. Sì, sei troppo gentile, signore, troppo. Sembrate due adolescenti a spasso. Grazie, una volta. È italiano, come fa bene, come fa bene. Ma da quanto tempo state in Italia? Oh! 18 anni. 18 anni, pure lei? 16. Allora il dialetto l'ha imparato, signora Olga, eh? Provi un po' a leggere qui, che c'è scritto? Lei mi consuma le scarpe che i lenzuoli. Ma che è in francese o in dialetto, signora? Perché? Proviamo un po', vediamo se Valentina migliora. Provi un po' qui, legga. Qui. Lei mi consuma le scarpe che intessoi. Orgotto. Tra poco iniziamo, restate qui, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Amici, ben ritrovati, noi siamo prontissimi per regalarvi un'altra breve puntata anche oggi, ma prima il ritratto di gentiluomo di Giovan Battista Moroni. Oggi parliamo di un'opera di mano del pittore bergamasco Giovan Battista Moroni. La figura del protagonista, ritratto di 3/4, si staglia contro un muro in rovina. È vestito in modo sobrio questo gentiluomo, ma elegante. Indossa un abito scuro dipinto con grande perizia, da cui fuoriescono delicati pizzi bianchi. Accanto all'uomo troviamo due libri, i cui titoli rimandano alla sfera dei sentimenti e dell'amore. Lo identificano come un letterato, forse un poeta. La sua identità rimane comunque ignota. Moroni è maestro nell'arte del ritratto. Con una tecnica pittorica raffinata rende il realismo dei dettagli, la diversa qualità delle stoffe, la morbidezza dell'incarnato, ma anche gli aspetti emotivi concentrati nello sguardo intenso dell'uomo. Ed anche quest'opera la vedremo allora nella nuova Pinacoteca. Adesso attenzione al motto di oggi: le mei consuma le scarpe che i lensei. Simpaticissimi ragazzi, c'è il signor Giovanni e il signor Angelo, sempre in coppia voi, no, sempre no, però. Sempre, a sabato sempre. E poi anche abbastanza eleganti, voglio dire, qui dovrei anche farvi qualche domanda su questa strana eleganza, secondo me voi qui, No, ma io proprio mi piace andare vestito bene. Beh, certo, bravo, la divisa. Senta, Giovanni, interroghiamo Giovanni, va. Le mei consuma le scarpe che i lensei. Le scarpe, Cioè, che vuol dire questo? vuol dire che le scarpe te le smetti, non sei, vai. Vuol dire che le scarpe vai in giro, se ne sei malato o se no sei là freddo. Sì, è meglio consumare le scarpe e quindi è meglio poter andare a passeggio e camminare piuttosto che consumare le lenzuola, cioè stare a letto ammalati chiaramente. È saggissima, brava signora Marzia. Alberto e Claudio. Alberto bergamasco, quindi sai, nulla di personale, però per carità di Dio. E tu invece, Claudio? Sono bresciano. Bene, vedi, bravo, Ma tu di dove sei di Bergamo? Trescore balneario. Perdonato, una bellissima località. Claudio, concentriamoci. Le mei consuma le scarpe che i lensei, ovvero? Allora, è meglio consumare le scarpe che i lenzuoli. Sì, le lenzuola, sì. Ovvero? Ovvero è meglio camminare che dormire, probabilmente. Bravo, la vedi dal punto di vista poetico. Ma anch'io l'avrei tradotta così, onestamente. Ma tu sei bergamasco. Bergamasco, per cui. Sinceramente preferirei cambiare le scarpe che mi è passata in carrello insieme ai piedi e cammina molto un po' stranamente. Tanto ora è seduto, non se ne accorge nessuno. Perché le mei consuma le scarpe che i lensei? Perché i lenzuoli se sono bei puliti, che sono candidi, sotto le lenzuola ci sono dei... Sì, vabbè, serie. Certo, sì, tanto un po'. Sì, ma perché è meglio consumare? Perché è meglio consumare le scarpe rispetto ai lensoi? Perché deve pensare anche che purtroppo nel letto si può anche stare quando non si è proprio in piena forma. Quindi, sinceramente sì. Sì. Però forse è meglio consumare le scarpe per un semplice motivo, perché altrimenti chi vende le scarpe va malura. Bravo, anima commerciale, bravo Fernando.
le meglio consumare le scarpe dei lensoi, è meglio consumare le scarpe piuttosto delle lenzuola, è meglio consumare appunto le scarpe, andare a spasso, poterselo permettere ed essere in salute piuttosto che le lenzuola, essere costretti a letto per una malattia. Grazie amici, vi diamo appuntamento alla prossima, ciao!